direi peccato perché abbiamo affrontato una grande squadra. Mi dicono che la Mazzarese prima di questa partita non aveva mai giocato in questa maniera, quindi il nostro pareggio diventa ancora più prezioso. Nonostante l'avversario forte, abbiamo creato tanto, abbiamo tirato tante volte in porta, quindi dobbiamo essere contenti. Dobbiamo sicuramente rivedere un po' la fase conclusiva e dobbiamo avere più freddezza sotto porta. Poi per il resto ci prendiamo il punto contro una squadra che ha investito tanto come ha investito l'Agregas, è una squadra che giocherà punto a punto fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi se dobbiamo fare un po' di ragionamenti un po' fra virgolette, più vecchi che si facevano prima, abbiamo fatto un pareggio fuori casa e quindi come media inglese andiamo avanti. Sapevo che la Mazzarese fosse un collettivo importante. Ho visto le 8 partite precedenti più quelle di Coppa e non avevamo mai espresso il gioco che ha espresso oggi, quindi ti ripeto, il pareggio di oggi assume un'importanza ancora più grande e noi andiamo avanti per la nostra strada. Si sono affrontate due squadre che si conoscevano abbastanza bene, avevamo preparato determinate uscite che poi abbiamo cambiato in corsa, abbiamo chiuso le fonti di gioco della Mazzarese, li abbiamo costretti a giocare la palla lunga e poi nel primo tempo credo che ci siano state delle situazioni pericolose da parte della Mazzarese soltanto sul piazzato. Poi nel secondo tempo chiaramente una squadra in casa che sta perdendo ha alzato il baricentro, abbiamo sofferto un pochettino, ma credo che sia pure giusto soffrire contro un diretto avversario. Poi ti ripeto, il pareggio è giusto, il pareggio ce lo prendiamo, ce lo teniamo stretto. Mercoledì abbiamo già un'altra gara e la testa va a risultare. Speravo in un risultato più ampio per come l'avevamo preparata, per l'intensità che ci abbiamo messo, per le occasioni anche avute. Le occasioni che abbiamo subite sono frutto di errori nostri individuali. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché secondo me da questa prestazione possiamo realmente, come dire, possiamo tirare il meglio di quello che questa squadra può realmente dare. Mi spiego meglio. Magari all'inizio ci poteva essere qualche perplessità sulle distanze di forza, parlo tra l'Agregas e noi. Oggi penso che questo non si è visto dentro il campo e voglio essere onesto nella mia analisi. L'Agregas certamente è un blasone importante, è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, però non siamo tanto distanti da loro, non siamo per distanti, non parlo di classifica, sto parlando di organico, di forza. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo stare lì su, possiamo lottare insieme all'Enna, all'Agras stesso, al Misilmeri. Non abbiamo ancora perso uno scontro diretto, non abbiamo ancora perso una partita e penso che alla lunga ci mancano solo i 2 punti di domenica con il Misilmeri. Questa è l'analisi che faccio io a 360 gradi.